Diamo cortesemente la parola al sindaco per il intervento. Grazie. Buonasera a tutti. Io come sindaco del comune ospitante e quindi come padrone di casa non posso che ringraziare Indipendenza Veneta che ha aderito alla proposta che ho fatto di ospitarli qua dopo l'incontro di Santa Maria di Sala, un incontro che mi aveva entusiasmato ma che soprattutto mi aveva arricchito di nuove conoscenze. Ho quindi pensato, prima di andare in Consiglio Comunale con la proposta referendaria che Indipendenza Veneta sta sostenendo con tanto entusiasmo e tanta passione, di fare questa serata che dà la possibilità di approfondire questo argomento. E quindi, prima di lasciare la parola all'avvocato Morosini e agli altri ospiti, voglio ringraziare e Indipendenza Veneta e il caro amico Morosini e soprattutto i colleghi sindaci, quelli che hanno accettato l'invito e anche quelli che purtroppo per impedimenti non hanno potuto essere qui, ma che soprattutto se non avessero avuto impedimenti sono sicuro che avrebbero apprezzato una serata come questa. Grazie ancora per l'intervento. Anche questa è un'informazione per poter procedere poi alla risposta alla fatidica domanda che verrà fatta a breve nel tempo. Io ringrazio innanzitutto un collega e amico carissimo che è il sindaco di questa cittadina, Massimo Calzavara, l'avvocato Massimo Calzavara, che con me ha già avuto l'esperienza di affrontare questo tema delicato ma sconosciuto in un appuntamento ugualmente riuscito a Santa Maria di Sala qualche mese fa. E gli è così piaciuto anche per il format, perché vedete, chi ha un'idea politica, chi ha un progetto politico, soprattutto se è come il nostro impegnativo e delicato, ha bisogno di rapportarsi con i cittadini e con le istituzioni. Il collegamento diretto con la realtà. Massimo lo ha capito immediatamente e oltre ad aver fatto un bellissimo intervento a Santa Maria di Sala con la semplicità che gli è propria, ci ha favorito anche questo incontro di oggi, dove abbiamo come ospiti il sindaco di Campagna Lupi a Fabio Olivieri, il sindaco fate un applauso di Chiesa d'Artico Andrea Martellato, il sindaco di Stra Mario Collini, il sindaco di Viganoro Damiano Giaminato e l'assessore provinciale Lucio Cani, molto particolari, però dobbiamo dire che non possiamo continuare ogni giorno a cercare una via per dare una risposta e dare dei servizi ai nostri cittadini e dopo trovarci dall'altra parte chi se ne frega e dopo alla fine è premiato ugualmente. Per tutto questo bisogna trovare una soluzione, bisogna trovare il modo di far capire a Roma che siamo stanchi, che vogliamo un'equità, vogliamo la possibilità di amministrare i nostri territori. Il modo è quello di Indipendenza Veneta. Come ho detto, la questione attivamente è un po' nuova per me. Attivamente voglio dire partecipazione alle loro serate e ai loro convegni. Vedremo, ne approfondirò nei prossimi giorni e questo può essere anche, sentendo anche le parole dell'avvocato che ha detto prima, può essere anche una via che possa portare magari il nostro territorio a poter usufruire di tutto quello che noi come cittadini e come commercianti, come industriali, come artigiani produciamo e abbiamo prodotto da anni senza mai averne un beneficio. Quindi io dico continuate questa strada, io inizierò da questa sera ad avvicinarmi a voi, di capire meglio la vostra situazione e come detto la applicherò. Grazie. Ringraziamo anche il sindaco di Tesso, passiamo la parola al sindaco di Stra, Mario Collini, che se può spiegare quello, grazie. Bene, rappresento Stra, credo di rappresentare un paese che sta bene, che vive bene, che ha le proprie industrie, che ha dei cittadini che vivono, diciamo, parzialmente in benessere. Ovviamente ci si ritrova spesso nelle condizioni in cui sta parlando Andrea,
che praticamente abbiamo parecchi cittadini che vivono in stato di indigenza quasi. Sicuramente non posso che essere d'accordo con questa idea dell'indipendenza. Se vogliamo così riassumere, dovremmo fare una delle strade per ottenere questa indipendenza è quella che si sta perseguendo in questo momento, visto che l'autonomia e l'altra forma di autonomia non si può ottenere, noi lotteremo per l'indipendenza. È un'attività, possiamo chiamarla, io lo chiamo, non chiamo neanche, non è un partito, non è un movimento, ma lo chiamo un movimento di liberazione. Lei se lo posso definire così? Certo, bellissimo. È un movimento di liberazione che quindi è trasversale, è l'interesse di tutti. E credo che sicuramente troverà, sono qui questa sera per portare il mio appoggio, che prima non ho avuto il tempo di andare a dicembre a Santa Maria di Sala. E quindi ho aspettato un attimo per vedere cos'era Indipendenza Veneta, come si muoveva, perché bisogna ponderare bene queste cose. E già pochi giorni fa, ma anche questa sera, ho capito perfettamente che è un progetto condivisibilissimo, auspicabile io direi. E quindi questo progetto, questa proposta io la porterò in consiglio a breve, però mi piacerebbe Alessia che facesse un passaggio anche dalle nostre parti, te lo organizzo io. Perché? Perché questo? Perché abbiamo visto anche uno scenario, magari da lì non si vedeva bene le diapositive quando scorreva il filmato, perché c'era la didascalia, cioè la scritta sotto, che voi magari non avete visto correttamente. Però la cosa che non è piaciuta che vedere da luglio a settembre in Consiglio regionale Veneto è vedere che alcuni rappresentanti del popolo veneto avevano messo in dubbio e osteggiato quello che è la proposta di chiedere un referendum per il popolo veneto. Che poi che se ne dica che possiamo stare qui a parlare se è costituzionale o meno, non si può, nessuno, credo, degli eletti consiglieri regionali, amministratori regionali possa pensare di vietare di esprimersi su un referendum al popolo veneto. Grande. È per questo che il referendum diventa difficile, però se è spiegato e capito dai cittadini nella maniera più corretta è un principio e darà sicuramente un risultato. Lo porterò anch'io in Consiglio Comunale. Io sono un sindaco che non è... Noi dobbiamo riconquistare, e ripeto, ringrazio la possibilità che questa sera dobbiamo riconquistare la dignità, dobbiamo lavorare. Ho sentito dei sindaci che porteranno tutti in consiglio comunale la proposta di indipendenza veneta. Io mi auguro che tu come consigliere provinciale faccia altrettanto, ti faccia istanza all'interno del consiglio provinciale, l'ho già fatta, allora siamo a posto, allora noi siamo andati anche oltre.